Siracusa, cuore della Magna Grecia, città dalle antiche tradizioni, terra dai 1000 sapori e profumi, crocevia di popoli che hanno lasciato ognuno la propria impronta, città ricca di storia, legata al passato ma aperta al futuro, città sempre più dedita all'ospitalità e al turismo, città sempre più attenta alle nuove tendenze. Ed è proprio a Siracusa che si è svolta domenica 6 ottobre la terza edizione del Coffee Show Latte Art presso il centro commerciale I Papiri. La manifestazione è stata organizzata da Gaetano Bongiovanni, presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e non solo. L'associazione si prefigge il compito di promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici ed in particolare del caffè, organizzando eventi, manifestazioni, corsi, attività didattiche, itinerari del gusto e molto altro, offrendo conoscenze, competenze, tendenze e tecniche nel mondo del caffè e non solo. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Siracusa e da Siracusa Turismo e ha ospitato per la prima volta a Siracusa una tappa di selezione per la finale dei campionati nazionali di Latte Art ACIB SCAE, che si terrà a gennaio in occasione del SIGEP 2014. Alla tappa siracusana del campionato hanno aderito numerosi baristi provenienti da tutta Italia. Giuseppe Mellina di Palermo, Giuseppe Musiu di Cagliari, Giuseppe Mandalà di Palermo, Domenico Fichera di Catania, Enrico Ielpo di Frosinone, Manuel Sakai di Pisa, Salvo Longo di Catania, Giuseppe Fiorini di Siracusa. La giuria, composta da Corrado Fiume e Roberto Cucinotta e presieduta dal capo giuria Luca Ventriglia, accreditato ACIB SCAE, ha decretato il vincitore della tappa siracusana. A trionfare il barista sardo Giuseppe Musiu, il quale, oltre a meritare l'accesso diretto alla finale, è stato omaggiato con importanti premi offerti dagli sponsor nazionali, tra cui una macchina da caffè professionale La Spaziale modello S1 Rossini, una fornitura per un anno di prodotti per la sanificazione offerta da Pulicaf e il libro Coffee Makers della collezione Enrico Moltoni, 100 anni di storia, cultura e design della macchina da caffè. L'azienda La Spaziale, oltre a mettere in palio il premio riservato al vincitore, ha messo a disposizione le macchine da caffè utilizzate durante la competizione. Il premio
premio speciale Trofeo Cappuccino Siciliano, riservato ad un barista siciliano che ha utilizzato caffè e latte siciliani, è stato conquistato dal catanese Domenico Fichera, che ha frequentato il corso di Latte Art tenuto da Andrea Antonelli presso la torrefazione Brasil Recca di Catania, uno dei main sponsor della manifestazione. Brasil Recca è una società di Mister Bianco che si occupa della lavorazione del caffè e della vendita al dettaglio di distributori automatici, specializzata nella distribuzione di caffè in grani, torrefazione e tostatura del caffè. Il trofeo è stato offerto da Latte Sole e Bel Caffè. Latte Sole, azienda con sede a Catania, prima azienda in Sicilia per notorietà e riconoscibilità del marchio, nel sostegno del settore caseario regionale, per esperienza accumulata in oltre 50 anni, per presenza capillare sul mercato, per serietà ed affidabilità. L'azienda Bel Caffè, leader nella torrefazione in Sicilia. Da oltre 30 anni l'azienda offre una vasta gamma di caffè attraverso la selezione di chicchi pregiati, sapientemente tostati e dosati. Per la realizzazione dei cappuccini decorati sono state utilizzate tazze modello Favorita da 270 ml dell'azienda ANCAP, sponsor ufficiale del campionato mondiale di Latte Art. La Favorita è la tazza da cappuccino di forma conica e moderna, studiata appositamente per dare il meglio con la Latte Art, consentendo la realizzazione di disegni più complessi e articolati. ANCAP fonda la sua produzione all'insegna della qualità e creatività 100% made in Italy, con una vasta produzione di articoli in porcellana, sia per la casa che per la ristorazione. Le lattiere utilizzate sono state fornite da Metallurgica Motta, produttrice di articoli in acciaio inox per la tavola e la cucina, per i settori casalingo, alberghiero e regalistico. Una lunga tradizione di buon gusto artigianale e di seria operatività, coniugata con la creatività dei progetti e la disponibilità di attrezzature produttive ad alta tecnologia. I macinadosatori Malconig, utilizzati anche in sede di campionati nazionali ed internazionali, sono stati messi a disposizione da DM Italia. DM Italia, azienda che importa e distribuisce in esclusiva l'antico marchio tedesco produttore di macina caffè Malconig. Ad affiancare i baristi, i campioni nazionali Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi, i quali hanno illustrato al pubblico presente le varie tecniche per la preparazione di cappuccini sapientemente decorati, soffermandosi anche sulla sanificazione e manutenzione della macchina da caffè, fasi preliminari fondamentali per ottenere caffè e cappuccini perfetti. I prodotti utilizzati per la sanificazione e la pulizia sono stati offerti da Pulicaf. Pulicaf, azienda leader nel mondo in detergenti tecnologici applicati, che fonda le proprie radici nella qualità e nell'innovazione. La vasta gamma di prodotti soddisfa tutte le esigenze per la pulizia di macchine da caffè professionali, cappuccinatori e molto altro. Di particolare importanza l'utilizzo di filtri e cartucce filtranti forniti da BVT Water & More.
L'azienda BVT Water & More offre soluzioni leader nella tecnologia per l'ottimizzazione dell'acqua nel mondo della torrefazione e della gastronomia in tutta Europa. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di offrire un aggiornamento nel settore bar-caffetteria, dando la possibilità di accrescere la professionalità dei baristi e dei professionisti del settore. Anche quest'anno le varie istituzioni e associazioni di categoria hanno corollato l'evento, dando informazioni in merito ai corsi in programma ed esibendosi in dimostrazioni di flambage, flare bartending, preparazione cocktail e decorazione di sculture vegetali. All'evento erano presenti l'Associazione Italiana Sommelier, delegato di Siracusa Simone Iacono, l'International Matrix Association Hotel Restaurant, fiduciario Antonio Mancarella, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini, delegato dottoressa Teresa Gasbarro, Slow Food, referente Carmelo Maiorca, la Federazione Italiana Barman, referente Pierpaolo Vivaldi, l'Associazione Italiana Barman e Sostenitori, rappresentata dal campione del mondo di cocktail Ettore Diana. Durante la giornata sono state effettuate delle interviste che saranno trasmesse sul canale tematico Mangiare Bene e non solo, nelle varie postazioni presenti nella galleria del centro commerciale. Pasticceria Brancato, Play Sport, Detersi, L'Aristocratica, CMC, Birra Artigianale Bona, Coffee School, Cantina Monterosso, Bar Tunisi, Blue Style, Delisia. Di particolare effetto è stata la Fashion Coffee and Cake Competition, una competizione tra le cake designer più brave del territorio che hanno deliziato il pubblico con l'esposizione nelle vetrine del centro commerciale I Papiri di torte decorate ispirate al mondo del caffè. Il pubblico e la giuria tecnica hanno premiato la vetrina e la torta più caratteristica, decretando la vittoria del negozio Orange Butterfly della cake designer Sabina Pronio. Ospiti d'onore dell'evento, il campione del mondo nella categoria Fancy Cocktail EBA, nonché Cocktail Men de Guinness, Ettore Diana, e Valeria Benatti, voce storica di RTL 102.5, giornalista e autrice, i quali hanno presentato i rispettivi libri Guida pratica alla preparazione di cocktail e Fulminata dall'amore. In occasione del Coffee Show Latte Art è stata presentata ai numerosi ospiti la nuova Street Coffee School di Andrea Antonelli, in collaborazione con il maestro torrefattore Massimo Bonini. La gamma dei corsi offerta è sempre più ampia, proponendo soluzioni standard e personalizzate. Anche per la terza edizione, la Scuola Professionale Parrucchiere ed Estetiste Vincent van Gogh ha realizzato delle acconciature, presentando disegni di macinini e tazze da caffè espresso utilizzando coloranti naturali. La presenza di partner di prim'ordine e del numeroso pubblico che ha assistito all'evento ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'organizzatore Gaetano Bongiovanni, valorizzando le migliori risorse umane in un settore sempre aperto alle innovazioni, pur restando saldo alle proprie tradizioni.
Anche quest'anno il servizio di accoglienza e di supporto alla gara è stato svolto dagli alunni dell'Istituto Federico II di Svevia di Siracusa e dagli alunni dell'Istituto Alfio Moncada di Lentini. Gli alunni sono stati coordinati dagli insegnanti tecnico-pratici di sala e vendita, enogastronomia e accoglienza turistica di entrambi gli istituti. I professori Benedetto Guidera, Fabio Vasquez, Nunzio Intagliata, Vincenzo Moncada, Piero Giordanella, Bernadette Lobianco, Sebastiano Bafumi. Il servizio ricettivo e ristorativo, svolto dagli alberghi, bed and breakfast, ristoranti, pizzerie che hanno accolto gli ospiti dell'evento, è stato di prim'ordine. Un particolare ringraziamento a Hotel des Étrangers, Hotel Mercury Prometeo, Grand Hotel Alfeo, Hotel Gutkowski, Bed and Breakfast L'Infiorescenza e i ristoranti Vita e Vitello, Karma Food and Fun e Porto Grande. La nostra gratitudine va a tutti gli sponsor e alle associazioni di categoria che hanno contribuito alla realizzazione della terza edizione del Coffee Show Latte Art 2013. Arrivederci alla prossima edizione.